E allora siamo qui con il dirigente della FPI Giovinazzo, Beppe Spadavecchia. Una prestazione altissima per quello che abbiamo visto noi da parte dei ragazzi. Mi dispiace, ma se questo è perché abbiamo pareggiato 3-3 ti posso dare ragione. Noi siamo molto delusi, perché sono anni che stiamo lavorando con loro per quanto riguarda una crescita più che hockeyistica, una crescita mentale. E il primo tempo è stato quasi inguardabile, il secondo tempo abbiamo dovuto rincorrere, ma soprattutto non riusciamo a capitalizzare quella che è a volte anche una superiorità da un punto di vista nostro tecnico. Abbiamo dei giocatori validissimi, ci alleniamo tutta la settimana per avere un certo tipo di prestazione e arriviamo poi il sabato e c'è questa tensione altissima che non riusciamo a toglierci di dosso. Per quanto ci riguarda stiamo veramente cercando di aiutare questi ragazzi in una crescita, però quello che mi sento di dire in maniera molto serena e guardando al futuro anche con un po' di ottimismo è che di tempo ne è passato, cioè bisogna fare un salto di qualità, bisogna fare un salto in avanti. Noi stiamo puntando tutto su di loro, però questo non deve diventare assolutamente un boomerang. Hai perfettamente ragione, anche perché dalla tifoseria giungono lamentele perché non c'è un giocatore che riesca a finalizzare a rete sia dal tiro libero sia nei contropiedi. Se guardi il primo tempo non siamo proprio arrivati in porta. Il primo tempo il portiere nostro ha tenuto il risultato, poi abbiamo avuto il vantaggio di fare un gol e lì purtroppo ci perdiamo. E hai perfettamente ragione, però se guardiamo le occasioni che ci sono state il secondo tempo, quindi noi arriviamo davanti alla porta, ci sono tutti i sistemi per poter impostare una partita anche in maniera d'attacco, però poi arriviamo lì e siamo molto deboli sulle gambe, deboli sulle braccia, però questa è tutta una questione mentale, non è assolutamente una questione fisica, perché poi l'abbiamo visto, abbiamo retto fino alla fine, addirittura ribaltando la partita e mi dispiace dirlo, con grande difficoltà, perché purtroppo il metodo di arbitraggio stasera è stato cambiato tutte le volte in funzione non lo so di che cosa, se del risultato o di altro. Noi siamo molto dispiaciuti di questo, l'abbiamo fatto notare agli arbitri, poi loro si lamentano del fatto che noi siamo aggressivi, ma siamo aggressivi perché non si può durante tutta la partita stare in silenzio guardando situazioni completamente opposte. E se entriamo nel dettaglio basta guardarsi la partita, il primo tempo sono stati fischiati dei blocchi a nostro sfavore e questo ci ha portato i falli ad un numero elevatissimo, il secondo tempo i blocchi alla parte contraria non sono stati fissati in maniera assoluta e così non è difficile, perché ripeto poi i ragazzi in campo psicologicamente non reggono, le squadre avversarie hanno soprattutto giocatori molto più tra virgolette marpioni dei nostri e che a pagare siamo sempre noi, quindi quello che chiediamo al sistema arbitrale è di arbitrare regolarmente, gli errori si possono commettere, se siamo stati attenti il primo tempo non abbiamo detto assolutamente nulla, però il secondo tempo è stato cambiato totalmente il modo di arbitrare, questo non va bene. Ora 2 trasferte, prima Lodi poi Bassano, si ritornerà qui il 13 novembre con il Montebello, 2 trasferte sulla carta proibitive, però non bisogna assolutamente solo per questo demoralizzarsi. Assolutamente, noi dobbiamo stare sereni. Ripeto, la società investe sui nostri ragazzi, cioè questo deve essere chiaro, quindi nei loro confronti c'è tutta la fiducia, però bisogna metterci qualcosa in più. Io lo dico, io in campo non vado, stasera sono senza voce, sono sudato, ho cercato fino all'ultimo insieme con Pino in panchina di dire che le partite non sono finite anche nei momenti di difficoltà, anche quando si sbaglia, le partite non finiscono fino a quando il cronometro non segna la fine della partita e infatti a volte basta crederci un pochino di più perché i risultati prima o poi verranno. Grazie. Grazie a voi.